Ciao ragazzi, rame, alluminio e lamiere zincate. Niente legno, anche se siamo a Bovolone, che è una delle capitali del mobile in stile. Siamo in un'azienda in cui queste materie prime invece vengono utilizzate per produrre scambiatori di calore. In sostanza una grande officina in cui si combinano delle elevatissime competenze tecnologiche ma anche una forte componente manuale per dar vita a questi prodotti che poi vengono portati praticamente in tutto il mondo. Siamo all'interno della Eurocoil. Ma andiamo con ordine, no? Siccome c'è una storia particolarmente significativa che oggi vi faremo conoscere. Partiamo dall'inizio. Insomma, che cos'è uno scambiatore di calore? Uno scambiatore di calore è un componente essenzialmente che serve a scambiare calore tra l'aria e un fluido che scorre all'interno dei tubi. È corretto dire che sono delle batterie? Sì, sono delle batterie, noi le chiamiamo batterie alettate. Come si compongono? Sono composte da tre elementi essenzialmente. Il pacco alettato, che è composto da un pacco di alette in alluminio, i tubi di rame dentro i quali scorre il fluido che si deve o riscaldare o raffreddare, e la carpenteria, che è la cornice che tiene insieme gli altri due elementi. Siamo nel contesto della massima ecocompatibilità? Diciamo che questi elementi servono e vengono applicati in modo particolare su macchine tipo le pompe di calore, che sono al primo posto per quel che riguarda la ecosostenibilità. Pensate che questa azienda è fornitrice di alcune delle marche più prestigiose a livello mondiale nel mondo della refrigerazione e della climatizzazione, anche se dobbiamo dire che il Veneto in questo senso recita veramente la parte del leone. Questa è stata un po' una sorpresa per me. Ma tutto quello che vedete qui dentro non è nato ieri, è frutto di un percorso iniziato più di 20 anni fa, per iniziativa di tre persone, di tre amici, che hanno deciso di affrontare una scommessa, ovvero quella di creare qualcosa di innovativo, di nuovo, di tecnologicamente avanzato, ma anche ecologicamente compatibile. E l'hanno fatto in un momento in cui parlare di sostenibilità e compatibilità ambientale non era così di moda come lo è oggi. Cosa hanno fatto queste tre persone? Sono uscite dall'azienda in cui lavoravano, e non lo hanno fatto a 20 anni, ma in età più avanzata, e hanno accettato il rischio di diventare imprenditori, calandosi quindi nelle veste di gestione aziendale, però con una visione chiara fin dall'inizio. Ma è una storia iniziata 27 anni fa. Avevamo un'esperienza ventennale nel settore, io, Claudio e Fresno, eravamo amici, eravamo anche colleghi di lavoro, e abbiamo pensato che potesse essere il momento per fare un progetto di vita e di lavoro diverso da quello che avevamo fatto nei primi anni. Quando si inizia ogni impresa sicuramente è un'avventura. Noi tre avevamo tante idee, avevamo un bel progetto, fortunatamente abbiamo trovato anche un imprenditore molto lungimirante che ci ha aiutati finanziariamente, soprattutto all'inizio. È sempre stato uno anche dei clienti più importanti per noi, ovviamente. Lo è tuttora, il dottor Luigi Galletti, della Galletti di Bologna. Voi all'inizio non avevate 100 persone? No, eravamo noi tre che facevamo un po' di tutto. Il nostro progetto iniziale era di arrivare nel giro di qualche anno a 30-40 persone. Poi abbiamo visto che il mercato ci riconosceva delle qualità, e quindi da 30-40 siamo arrivati a 100 e 150 come siamo adesso. Quanto ha influito il risveglio di una coscienza ambientale ormai generalizzata nello sviluppo del vostro settore? Ha influito sicuramente moltissimo. Noi comunque eravamo già convinti 15 anni fa che il settore delle pompe di calore per riscaldamento domestico sarebbe stato un settore trainante, e quindi ci abbiamo
creduto fino dall'inizio anche quando non c'erano dei grandissimi volumi, e con il passaparola cliente per cliente, diciamo, attualmente stiamo servendo i brand più importanti in Europa. All'inizio è stata anche abbastanza dura, ecco, però come diceva Luciano, la passione, la volontà di andare avanti, ecco, ci ha permesso di superare ostacoli, di fidelizzare sempre più i clienti, e questo è stato un elemento fondamentale, e dopo il servizio che abbiamo dato ai clienti, il rispetto dei tempi di consegna, il rispetto degli accordi presi con i clienti, il fatto di essere stati consulenti dei nostri clienti, perché avevamo un bagaglio tecnico importante che abbiamo messo a disposizione soprattutto dei clienti medio-piccoli, che è stato il tessuto che all'inizio ci ha fatto crescere. Partirono veramente con poche persone e pochi mezzi, perché all'inizio è sempre così, con le 1000 difficoltà che il caso richiedeva, ma non si sono mai persi d'animo, credevano nella loro idea e quindi sono andati avanti. Oggi questa azienda conta 140 dipendenti, che ben presto aumenteranno, diventeranno 300 nel corso dei prossimi 10 anni. Perché? Perché proprio qui dietro recentemente hanno posato la prima pietra dell'ampliamento dello stabilimento, un'altra ala che nasce per portare un ulteriore sviluppo qui all'Eurocoil, con l'inevitabile ricaduta a livello sociale ed economico per tutto il comprensorio. Cosa si prova dopo tutti questi anni, tutte le fatiche che avete fatto, ad osservare la vostra azienda da lontano? Che bilancio si può trarre? Ma quando si parte dal basso, tutte le cose, tutti gli obiettivi che si riescono a raggiungere sono motivi di grande soddisfazione. Soddisfazione di tipo professionale, ovviamente, ma anche soddisfazione di relazioni, di rapporti con le persone, con i dipendenti, con i clienti e con i fornitori. Indubbiamente dal punto di vista umano per noi lo vediamo, l'abbiamo vissuto come un successo importante. E ribadisco quanto ha detto anche Claudio, il fatto che sarà un colosso mondiale del nostro settore a portare avanti questa avventura ci dà ampiamente le garanzie che quello che abbiamo fatto in quasi 30 anni di lavoro verrà portato avanti e sviluppato nel modo migliore. È una sfida, però una sfida che accogliamo con orgoglio, perché diciamo, noi dopo una carriera, una lunga carriera, siamo arrivati, diciamo, all'avvicendamento, al passaggio alla nuova proprietà, e penso che, no, sono sicuro che per noi è una soddisfazione vedere garantito il futuro di tutti i nostri collaboratori, di tutti coloro che ci hanno consentito di arrivare fino a questo punto, ecco.